buonasera. Adesso vi parlerò sull'aborto. L'aborto si definisce come la morte dell'embrione o feto prima della nascita. Può essere raggruppate le cause in due. La prima può essere per cause naturali o traumatiche involontarie, che sarebbe l'aborto spontaneo. In secondo luogo sarebbe causato mediante la volontaria uccisione del concepito, aborto volontario o procurato. Noi ci soffermeremo sull'aborto volontario, anche chiamato interruzione volontaria della gravidanza. Esso è sempre un crimine, poiché è la soppressione di una vita umana innocente. Quando diedero il premio Nobel della pace a Madre Teresa, essa disse: se una madre può uccidere il proprio bambino, cosa mi impedisce di uccidere te e a te di uccidere me? Cosa allora impedisce che un adulto tolga la vita a un giovane o viceversa? Perché scandalizzarci quando sentiamo dire che un giovane ha ucciso i suoi genitori? Allora, perché si fa la differenza nel caso dei bambini che ancora non sono nati e pertanto sono più vulnerabili che qualunque altro? Forse perché il bambino si trova nel grembo materno e non lo si vede. Questo ci dà il diritto di ucciderlo? Forse il problema sta in coloro i quali affermano che nei primi mesi di gravidanza non c'è un essere umano. Ma allora, che cosa c'è? La vita umana non ha il suo inizio con il parto. La vita inizia nel momento del concepimento, dal momento della fusione tra l'ovolo e lo spermatozoo. Quella singola cellula è un essere umano. Possiede dei geni unici ed irripetibili che caratterizzeranno l'individuo per tutta la sua vita. E già fin dall'inizio controlla e coordina tutte le sue parti al fine di crescere e maturare. La scienza afferma in numerosissime occasioni che già quella prima cellula è un essere umano. Per esempio, l'abortista italiana Alessandra Kusterman, dico abortista, in una intervista nel 2011 afferma: so benissimo che sto sopprimendo una vita. Un altro esempio, il dottore Bernard Nathanson, conosciuto nel suo tempo come il re dell'aborto. È un medico esperto e fece una grande fortuna praticando degli aborti. È arrivato fino a un numero elevatissimo. Un giorno, radunato con gli altri medici, vuole vedere attraverso un dispositivo l'ultimo aborto che aveva realizzato e si domandava perché le aveva stato così difficile praticare quell'aborto. Sullo schermo vedeva il bambino che ogni volta che la punta dell'arnese si avvicinava per tagliarlo a pezzi, questo bambino si spostava. E già quando non aveva più via di scampo quel bambino, lui racconta che apre la bocca come emettendo un grido. Lui lì si rende conto di quello che stava per fare, no? E dice che sentì che quel bambino chiedeva aiuto a sua madre, ma sua madre era quella che voleva farla finita con lui. Il dottore è rimasto dopo questo così colpito tanto da diventare il difensore più noto in America del movimento a favore della vita e ha scritto un libro intitolato Il grido silenzioso. Ma scusami, io volevo farti una domanda. Mi dica. Magari una donna può pensare, visto che partorirà un figlio con delle malformazioni, di essere un egoista a far nascere un bambino infelice e che soffrirà tutta la vita? Sì, ma qua la domanda che dobbiamo farci
noi, ognuno, deve farsi: siamo noi in grado di decidere quale vita sia più degna di essere vissuta? Con questo argomento ci assomigliamo a Hitler, favorevole all'uccisione di malati incurabili, con la volontà esplicita di lanciare un programma di eugenetica, la buona specie. Dobbiamo quindi sradicare questa mentalità del figlio perfetto. Ogni figlio vale infinitamente solo per il fatto di essere un essere umano, unico e irrepetibile. Il fatto che sia sano non lo rende più degno e il fatto che sia malato non lo rende meno degno. Oggi si cerca di far passare l'aborto di un bambino malato come un atto di pietà, un atto di amore per risparmiargli delle sofferenze, ma uccidere il proprio figlio perché è malato non è un atto di amore. Se una madre non può prendersi cura di un figlio malato, invece di eliminarlo, può partorirlo e darlo in adozione, cercarle degli aiuti o altre. Sì, scusi, però non si può obbligare una donna a partorire il frutto di una violenza. Bene, il fatto che un bambino sia stato concepito da una violenza non lo rende meno essere umano, non elimina il suo diritto alla vita. I casi di violenza carnali sono sempre molto dolorosi, ma la soluzione non può essere l'aborto. È vero che il bambino ricorderà tutta la vita alla mamma la violenza subita, ma non ha scelto lui di essere concepito. Il bambino è vittima ed è un innocente e non è giusto far pagare a un essere umano innocente, indifeso, che non ha neanche la possibilità di parlare. Inoltre, uccidere non potrà mai fare del bene alla madre. Aggiunge solo ulteriori dolori e sofferenze da sopportare. Il bambino è tanto innocente come lo è la madre. È molto facile per noi decidere della vita degli altri, ma se quel bambino innocente fosse io, sicuramente il mio modo di pensare sarebbe diverso rispetto a questa domanda. Per finire, volevo sottolineare che l'aborto è un crimine e quindi un grave peccato. Come cristiani però sappiamo che Cristo è morto sulla croce per salvarci dal peccato e Dio Padre nella sua misericordia vuole perdonarci per mezzo del sacramento della confessione. Perciò, se qualcuno ha realizzato un aborto volontario, anche se è per debolezza, o lo ha consigliato, si ricordi che se c'è vero pentimento, la misericordia di Dio con noi è infinita. Sia lodato Gesù Cristo.